Ed ora il dottor Madeschi oggi ci parla di prevenzione. Vediamo la sua rubrica 3 minuti per la tua salute. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma che si occupa della salute. Ed effettivamente oggi volevo dare due notizie di un problema di cui la salute evidentemente è al centro. Non la sanità, la salute. Mi sono accorto, parlando a due conferenze che ho fatto recentemente a Padova e a Treviso sulla prevenzione, che quando si parla di prevenzione la gente parla sempre prevenzione dei tumori, prevenzione del tumore alla mammella, prevenzione del melanoma. Beh, no, la prevenzione significa prevenire ogni tipo di malattia, cioè venire prima, se è possibile, se si conoscono le cause, in maniera da eliminare, se è possibile, o se non è possibile, limitare la malattia. Quindi la prevenzione viene molto legata allo stile di vita. Se noi abbiamo uno stile di vita corretto, se noi riusciamo a conoscere quelli che sono le possibili cause di una malattia, noi possiamo sostanzialmente evitarla. È chiaro che noi non sappiamo tutte le cause di tutte le malattie, ma alcune cause di alcune malattie sono note. Un esempio classico è quello del fumo di sigaretta che provoca l'80-84% dei tumori al polmone. Se uno sa questo e evitasse di fumare, eviteremmo tutte queste persone. Però ci sono quelle prevenzioni che possono essere fatte molto semplicemente, per esempio nello stile di vita. Voi sapete benissimo che al giorno d'oggi uno per andare a prendere il giornale, per andare a prendere il pane, prende la macchina e va. Sono 200 metri, sono 500, lo fa così. No, converrebbe andare in bicicletta, andare a piedi. Il movimento evidentemente serve a risolvere tanti problemi o evitarli. Lo stesso l'alimentazione. Avere un'alimentazione sana, avere un'alimentazione con fibre, non mangiare troppi grassi, non mangiare troppi dolci, eccetera, evita evidentemente alcuni problemi legati all'accumulo di grassi, all'accumulo di zuccheri, di glicidi, quindi può evitare le malattie, l'arteriosclerosi, non dico la demenza senile perché quelli sono problemi molto complessi, ma certamente può limitare l'ictus provocato da un fatto vascolare e quindi può evidentemente aiutare. Quello quindi che ci tenevo a dire, la prevenzione non deve essere mirata solamente a evitare quei 2-3 tumori che sono frequenti, che fanno paura, perché anche le malattie come un'ulcera duodenale che poi si perfora dalla peritonite è molto importante, i disturbi che vengono da una diverticolosi sono molto importanti e possono dare complicanze. Ecco, quindi in questa, chiamiamola puntata, ho cercato di darvi dei consigli brevi che ho notato in conferenze che ho fatto in queste ultime 2 settimane, non tutti conoscevano. Bene, ci vediamo fra una settimana con un argomento, spero, interessante.